Romane capitolo 16. Raccomandazione e saluto. Va raccomando Febe, a sora nostra che sta faticando a servizio della chiesa e cancre. Accettate rindo nome del Signore come a tutti quelli che credono e rada una mano rindo a tutte quelle cose che le servono. Pure che sta aiutata parecchia gente e rada la mano pure a me. Salutatemi Prisca e Aquila che mi hanno aiutato rindo il servizio di Gesù Cristo. Chi stanno rasicata la vita a loro per me salvare. Non solo lì, ma tutta la chiesa era cristiana, non ebrea. Hanno sentito l'obbligo di ringraziare. Salutatemi pure tutta quella chiesa che sono rindo a casa a loro. Salutatemi pure i Peneto, a così caro cuore mio, che è stato il primo cristiano rindo alla provincia dell'Asia. Salutatemi Maria, che ha faticato assai per voi. Salutatemi Andronico e Giunia, che sono parenti miei, che sono stati rindo al carcere insieme con me. Chi sono assai apprezzata tutta la posta e sono diventata cristiana prima di me. Salutatemi Ampliata, che è assai cara a me rindo il Signore. Salutatemi Urbana, che è stato un compagno nostro rindo il servizio di Cristo. E chi Lucara Stachi. Salutatemi Apella, che è stata provata assai perché la fede sua, che teneva rindo a Gesù Cristo. Salutatemi pure la famiglia Aristobolo. Salutatemi o parente mio Erodione. Salutatemi pure tutti quelli della casa di Narcisa, che credono rindo il Signore. Salutatemi Trefene e Trifose, che stanno faticando per il Signore. E che la cara Perside, che pure essa ha faticato assai per essa. Salutatemi Ruf, che rigna a noi rindo il Signore, e a mamma sua, che è una mamma pure per me. Salutatemi a Sincrito, Fregonde, Erma, Patropa, Erma e tutti i frati che stanno insieme con loro. Salutatemi Filologa e Giulia, Nereo e a sora sua Olimpas, e tutte le cristiane che stanno insieme con loro. Salutatemi l'uno con l'altro, con un vaso santo. Vi mandano e saluto pure tutte le chiese di Gesù Cristo. O avvertimento. Vi raccomando, poi, frate miei, tenete sempre l'occhio vostro aperto ancora a tutti quelli che vanno spannendo in mezzo a voi spartenze, che stanno mettendo in dubbio in mezzo a tutti quelli che credono, contrastando tutte quelle imparate che avete avuto. Mantenetevi rasate a loro perché non stanno servendo a Gesù Cristo, o Signore nostro, ma a panza a loro. E quelle belle parole che discorso affutturate stanno ingannando e correre persone scampagnone. È vero che la fede vostra è arrivata rindo a tutte le pizze, e mi voglio pure arregliare insieme con voi, e voglio pure che voi potreste essere chi negli origini e fare bene, arrasate a tutto quello che è malamente. Dica per la pace, scammazzerà assai ampressa Satana sotto i piedi vostri. A razza di Gesù Cristo, Signore nostro, stesse sempre insieme con voi. Curdo mi saluto. Vi mando a salutare pure Timodio, che sta faticando insieme conmigo, e vi mando ne saluto pure Luce, Giasone e Sosipatro, che sono i parenti miei. Pure i terzi, che ha scritto questa lettera, voglio aggiungere i saluti miei, rindo Signore. Vi saluto pure Gaia, che mi tiene rindo a casa sua, perché rindo a casa sua si unisce tutta la chiesa. Vi salutano pure Rasta, o tesoriere della città, e o frate suoi quarto. O finale della lettera ai Romani. Tenimi roglio Signore, perché essa è chi che tiene il potere per confermare in la fede, perché vita a cuore da me che la parola è Gesù Cristo. In questa parola, Dio ha spalaficato quel progetto che aveva tenuto una scusa per tanto tempo. Ma ora per volere Dio, quel progetto è stato spalaficato con l'aiuto di tutti quelli che l'hanno detto ai profeti. È stato a conoscere tutti i popoli, perché potessero pure loro arrivare a mettere in pratica la fede. Nanzi a Dio, che è l'unico che tiene la sapienza, nanzi a essa, per mezzo di Gesù Cristo, potesse stare tutta la rolia vostra per sempre. Amen.